sinistra si è sempre battuta sia per i valori civili che per i valori sociali e questa amministrazione ha fatto un'area tematica che rappresentasse proprio questo interesse a questi diritti. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata del Ponte Risponde. Oggi siamo al Giardino dei Diritti, il primo nel mondo, la Biblioteca Comunale di Cervignano, con un ospite super. Via la sigla! Laureata in pianificazione territoriale, consigliere d'amministrazione di Solidarmondo e del Camp, socio fondatore di Corima, project manager del progetto Mare Tiaris e sostenitrice della lista al Ponte. Questa è Francesca Trapani. Perché Andrea Zampar? Andrea Zampar perché lo conosco da 20 anni e mi fido. È una persona affidabile, ho molta stima in lui, è competente e per gestire un'amministrazione come quella di Cervignano è necessario avere una persona così. Un consiglio che daresti per questa nuova avventura? Il consiglio che do ad Andrea è quello, e a tutta la lista, è quello di non avere mai paura dei propri obiettivi, di non avere paura di quello che la gente potrebbe pensare o dire, di essere sempre chiari, perfetti, trasparenti e dare risposte certe alle persone, perché i cittadini hanno bisogno di questo. Con che aggettivi definiresti Andrea? Coerente perché segue una linea politica ben individuata e sa raggiungere l'obiettivo. Competente perché è una persona esperta e conosce bene l'amministrazione pubblica. Coraggioso perché lo fa con consapevolezza rispetto a tutti gli altri candidati delle altre liste, intendo. Ringraziamo Francesca per questa bellissima intervista. Ci vediamo la prossima domenica con il quarto intervistato per Il Ponte Risponde. Ciao!